L'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Do il benvenuto a questa celebrazione del Sacro Cuore di Gesù. Nel Vangelo Gesù ci invita, ci dice: venite da me voi che siete affaticati, voi che avete dolori, pesi da sopportare, e io vi ristolerò. Noi siamo qui per chiedere questo aiuto, questo ristoro che ci viene dato sempre con grande misericordia, con grande amore da Dio di Gesù. Questa messa è in suffragio a Caradeva Francesco, presidente pro tempore della festa dei cuori di Gesù. Allora chiediamo perdono a Dio, lui che è santo, però che è anche molto misericordioso. Chiediamo perdono per noi, per tutte le nostre colpe, e chiediamo misericordia su noi.
terra gli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci più degli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Noi siamo stati noi a amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed è in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è Figlio di Dio rimane in Lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio, e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Grazie a Dio.
non calcolare quando è morto è stato ricevuto un parassito e messo nella prima fila alla sua e suo fratello è andato a Dio e ha detto veramente sono contento di aver dato la mia vita a un Dio come Dio, un Dio buono come Dio. E questa è la festa del Sacro Cuore. Noi celebriamo la nostra fede nel Dio che è buono, un Dio che ci ama, un Dio che mi ama ciascuno di noi, indipendentemente che se noi siamo buoni, cattivi, facciamo regolare. Dio ci ama, Dio mi ama. Gesù ha detto Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Dio manda la pioggia ugualmente sui buoni e sui cattivi. Quando piove, non piove solo sui buoni. Ecco, Dio mi ama in modo molto personale. E vuole che noi lo riconosciamo come buono. E per lui è molto importante, per noi cerchiamo Dio buono, Dio misericordioso. E perciò ha mandato suo figlio per principiare questo. Gesù è morto per noi, peccatori, e dalla croce ha detto Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E alla gloria ha detto tu, poi di stesso sarai con me. E questo è il Dio in cui crediamo. E questo è il Dio in cui questo Dio che ci chiama per credere nella sua misericordia. Qualche anno fa Papa ha pubblicato un libro all'Evangelista, il nome del libro è il nome di Dio e misericordia. Il nome di Dio e misericordia. Nei Salmi si dice: tu hai fatto tutto l'universo, tutte le montagne, le stelle, gli oceani, però la tua misericordia è ancora più grande di tutto quello che è. Una misericordia che non è mia. E questo noi ce lo hanno detto, ce lo dicono, questo ho io. E lo sappiamo e non lo sappiamo. E abbiamo bisogno di ascoltarlo di nuovo, di pensarlo di nuovo, di convincerci di nuovo che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio mi ama. E come io so che mia madre mi ama, mio padre mi ama, mia moglie, mio marito, mia fidanzata, i miei figli mi amano. Però bisogna, lo dico, adesso lo so e basta, non ci penso più. Perché un giorno si scopre questo tocca la mia vita, non soltanto i miei pensieri, ma anche la mia vita, come io dico. Come diceva San Giovanni nella lettura, in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato Lui che ha amato. E allora, se Dio ci ama tanto, amiamoci più di
ma era buono. Tutti eravamo convinti che era buono, anche se era severo, no? Per esempio aveva i logetti all'aria, tutti sapevano che era una persona buona. Perché lo mostrava? E ha detto, io e voi, noi siamo indicati anche attraverso questa messa, questa celebrazione, di esprimere questa visione nel Dio. Abbiamo cominciato con una storia, finiamo con una storia questa volta è vera. Il Papa Francesco, prima di diventare Papa, era vescovo in Argentina, di Buenos Aires, la capitale, città molto grande, molto complicata. Una volta è venuto da lui un frate che passava moltissimo tempo confessando. È andato da lui e ha detto, tu sei il mio vescovo, io ti devo dire che alle volte ho un po' di dubbi se io sono troppo facile a perdonare tutti, no? Tutti vengono i loro peccati, io perdono tutto. E alle volte ti chiedo, forse devo essere grande, forse devo essere un po' più severo, un po' più difficile per perdonare. E il Papa ha detto una cosa, non mi ha risposto. Quando sono andato nella cappella, ho guardato il fisso e gli ho detto, e qual valore? E tu mi hai dato il cattivo sempre. Tu hai perdonato tutti sempre. Anzi, io non ho derramato il mio sangue. Tu mi hai dato il cattivo sempre perché io e perdono. Questo Vangelo viene da me, voi tutti che siete stati e oppressi, e io vi darò la storia.
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo
per Cristo, con Cristo e Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Una delle cose più grandi, più belle che Gesù ci ha detto è che Dio è il nostro Padre. Allora ci rivolgiamo a Lui con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Libera